Anche quest'anno il Comitato Sant'Isidoro di Nuoro, Sant'Isidore per i nuoresi, insediato nel rione di Seura, non ha voluto mancare all'appuntamento tradizionale del fuoco di Sant'Antonio, un evento molto sentito dalla comunità nuorese che anche nel 2020 ha dato vita a tante iniziative in onore di un santo che rappresenta per i sardi una delle figure centrali sotto il profilo della devozione. Ne prova il fatto che tutte le comunità dell'isola abbiano acceso un falò in onore del Santo del Fuoco. L'epicentro dell'appuntamento, con la fede e la tradizione, è stato Piazza Antonino Puddu, nei pressi dell'antico santuario di Nostra Signora delle Grazie. Qui i componenti del comitato hanno acceso un grande falò in onore del santo che, secondo la tradizione popolare sarda, con l'astuzia riuscì a sottrarre il fuoco al demonio per donarlo all'umanità. Fiamme votive attorno alle quali si è riunito non solo tutto il rione anticamente abitato dagli agricoltori, ma anche tanti nuoresi provenienti dai rioni cittadini. Una festa all'amicizia in cui non potevano mancare le pietanze tradizionali della ricorrenza, fave e lardo accompagnati da buon vino e dolci tipici. Il tutto all'insegna dell'allegria, con la musica e i balli tradizionali e dalla condivisione di una grande devozione nei confronti di Sant'Antonio Abate. Un evento, quello di Seuna, che ha concluso i festeggiamenti in onore del Santo del Fuoco e che ora lascerà spazio, senza soluzione di continuità, alle processioni laiche del Carnevale barbaricino, in cui prevalgono i richiami ad un passato ancestrale in cui paganesimo, riti dionisiaci e religione si fondevano e confondevano senza distinzione.